Piano di fusione entro Natale. A confermarlo il presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Mion parlando dell'ipotesi di unione tra l'Istituto di Credito Vicentino e Veneto Banca. In questo momento c'è un gruppo di lavoro fatto dai team di management delle due banche che stanno lavorando a un'ipotesi di fusione, ha detto Mion, per poi aggiungere: con l'anno nuovo vedremo cosa viene fuori, se la proposta troverà l'interesse dei due CDA e dell'azionista, cioè del Fondo Atlante. Poi Mion ha lanciato un messaggio alle organizzazioni dei lavoratori alla vigilia della difficile trattativa che si aprirà il 5 dicembre tra BPV e i sindacati. Non bastano i 700 esuberi alla base della trattativa, ma si farà di tutto per evitare impatti traumatici. Qualche settimana fa il presidente aveva parlato di 1300-1500 esuberi in tutto. Ai cronisti che in giornata gli chiedevano se il tema degli altri 600-800 dipendenti in eccesso potrebbe essere spostato più avanti, magari nel 2018, Mion ha risposto chiaramente: bisogna vedere. Auspichiamo che ci siano forme di soluzione che evitino i licenziamenti. Questo lo auspichiamo tutti.